da Sicilia 24, questi titoli. Il piano omicida del dodicenne che ha aggredito il professore a San Vito Lo Capo. Gli investigatori indagano sui contatti online del ragazzino a partire dall'alias E1 per verificare l'ipotesi di istigazione alla violenza. Nel mirino i compagni di scuola musulmani. A Taormina il sindaco De Luca sconvolto dopo il video shock dell'auto lanciata contro un gruppo di ragazzi fuori da una discoteca. Il primo cittadino che ha diffuso il video sui social informa la polizia e lancia un appello pubblico ai testimoni. Aveva dato il consenso alla donazione degli organi Alessandra Bruno, la donna vittima di femminicidio a Mister Bianco nel Catanese. Il suo gesto permetterà di salvare 5 vite. Questa sera una fiaccolata in sua memoria. Giallo al Policlinico di Palermo. Un 86enne è stato trovato morto con il volto insanguinato nel reparto di medicina e chirurgia d'urgenza. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale contro ignoti. Catania, paura a San Cristoforo per un incendio in un palazzo che ha costretto la polizia a far evacuare 4 famiglie, tra cui anziani, bambini e un disabile. Salvando anche 2 cani durante i soccorsi è stato arrestato uno spacciatore 29enne. La storia di Kim, pitbull di 3 anni abbandonata e ferita nel Ragusano, che torna a correre grazie a una protesi in 3D. Ora è in cerca di adozione, seguita dai volontari e dal tecnico che le ha restituito la libertà. Un viaggio nella storia dell'Arma dei Carabinieri attraverso uniformi e oggetti simbolo in mostra a Catania fino ad oggi. Avvincente la dimostrazione delle unità cinofile impegnate nelle ricerche di persone scomparse. Calcio a Catania, Pelligra pronto a fare il punto e ripartire tra nuovo DS, allenatore e costruzione della rosa. Tra i profili individuati per la panchina, Biancolino e Di Giorgio. Ancora ben trovati, un piano progettato nei minimi particolari e condiviso con i suoi follower in una chat. Ma chi c'era veramente dietro il ragazzino di San Vito Lo Capo che ha tentato di colpire il professore? Sentiamo Lorena Dolci. Voleva essere una strage progettata e condivisa sui social, intrisa da un'ideologia suprematista in difesa della razza bianca. Gli obiettivi che il dodicenne di San Vito Lo Capo indicava ai suoi follower erano 3 sprovveduti musulmani nella mia classe, un altro immigrato musulmano e una ragazza nera. Deliri su deliri ripetuti con grande freddezza e lucidità. Poi, la mattina del raid a scuola, il dodicenne ha cambiato bersaglio, prendendo di mira un professore che con grande coraggio è riuscito a bloccare quell'alunno che indossava un casco integrale con il cellulare per filmare, la maglietta con la scritta "Me ne frego" e brandiva 2 coltelli portati da casa. Tutto in diretta video su un gruppo Telegram. Ma dal telefonino sono già emersi numerosi spunti per i magistrati che indagano per istigazione a delinquere. In particolare i militari del ROS sono a caccia di E1, ufficialmente una ragazza straniera che era in contatto anche con il 13enne della provincia di Bergamo che ha coltellato una professoressa di francese. Ma è davvero una ragazza o dietro questo alias che ci riporta in Sicilia con il nome dello schiavo che capeggiò una rivolta contro i romani si nasconde qualcun altro, bravo a indottrinare minorenni e spingerli alla violenza, ispirandoli con gli autori di stragi suprematiste. La madre si dispera, questo non è mio figlio, qualcuno lo ha ricattato, ma nella chat il dodicenne appare del tutto tranquillo, annunciando il gesto che stava per compiere con la frase "non datemi la colpa per quello che farò". Sotto al post centinaia di commenti, molti like, frasi tipo "ci hai provato, buona fortuna". E adesso andiamo a Taormina, il video shock di un'auto che nella notte scorsa falcia la folla dopo una lite in discoteca, è diventato virale, ha scatenato il sindaco Cateno De Luca che fa sapere che la targa di quest'auto è già stata identificata. Sentiamo. Sono scioccato di questa vicenda. Lo sono come sindaco e lo sono come genitori. La rabbia del sindaco di Taormina, Cateno De Luca, non si è attenuata nemmeno nella notte. Quel video agghiacciante dell'auto a folle corsa contro un gruppo di giovani in strada, fuori dalla discoteca Ipanema di Taormina, lo ha diffuso lo stesso De Luca ieri sera. E solo per un caso fortuito non c'è scappato il morto, ma il video ha riacceso le polemiche sulla movida. Quando ho visto questo video, il sangue mi è andato in testa.
e ho messo in moto immediatamente quello che un sindaco deve fare, un pubblico ufficiale deve fare. Vedo un tentato omicidio, perché per me tentato omicidio è, e procedo alla denuncia per le vie brevi, chiedendo anche che venga individuato ovviamente l'autore di questa azione balorda. L'episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. De Luca ha informato il commissariato di polizia di Taormina e la polizia municipale. Sono partite già le indagini con tanto di diversi interrogatori. De Luca ha messo a disposizione dei giovani presenti un numero di telefono per denunciare anonimamente quanto visto. Coloro che sanno ed hanno assistito a questo tentato omicidio mi contattino, ha detto De Luca, e sarebbero già tante le segnalazioni arrivate da parte di chi era presente. Ecco, specifichiamo che appunto la targa sembra essere stata presa da due giovani testimoni dei fatti, e il dato, dice ancora il sindaco De Luca, è stato trasferito al commissariato di polizia e quindi insomma a breve certamente questa vicenda avrà altri sviluppi che non mancheremo di raccontarvi. Adesso ci spostiamo nel siracusano, risse sempre più frequenti a Marzamemi, il borgo marinaro di Pachino. L'ultima ieri sera, il Comitato Pachino Sicura chiede maggiori controlli. Francesco Aloi. Chiediamo semplicemente un'ordinanza che vieti la somministrazione di bevande alcoliche e la sospensione di tutte le attività di musica. È la richiesta del Comitato Pachino Sicura. A Marzamemi, borgata marinara di Pachino, le risse sono sempre più all'ordine del giorno, o meglio della notte. L'ultima rissa è stata ieri notte. Tra i tanti ragazzi che vengono qui per divertirsi il sabato sera o la domenica sera che sia, c'è magari il ragazzo, i ragazzi più spinti. Adesso non c'è confusione, è tutto tranquillo, ma qui la sera c'è il pienone. Soprattutto nella bella stagione si crea una grande discoteca sotto le stelle, unica nota stonata, le risse. Ormai è diventata una cosa insopportabile, anche perché sanno, ma nessuno fa niente. Quindi cerchiamo più sicurezza da parte delle forze dell'ordine e cose, ma anche se ci danno questa sicurezza lo fanno lo stesso. Così chi viene qui per trascorrere qualche ora in allegria rischia di trovarsi in mezzo ad una lite più o meno animata. Ci sono anche delle attività commerciali che danno delle bevande alcoliche anche a ragazzini, anche a dei minorenni, quindi chiediamo a tutte le forze dell'ordine di controllare soprattutto le attività commerciali. Da un lato il comune, dall'altro le forze dell'ordine. Ognuno è chiamato a fare la propria parte per raggiungere un obiettivo, provare ad azzerare le risse per una Marzamemi più sicura. Adesso vi parliamo dell'atto d'amore di Alessandra. Gli organi della vittima di femminicidio di Mister Bianco salveranno altre 5 vite. Questa sera intanto una fiaccolata con partenza da Piazza Colb nella frazione di Belsito. Tonino De Mana. Da un lato l'immane tragedia dell'ennesimo femminicidio avvenuto nel Catanese, dall'altro il nobile gesto della donazione che ha permesso di salvare 5 vite. Ancora una volta vite e morte si intrecciano grazie al gesto d'amore di Alessandra Bruno, la 49enne, selvaggiamente aggredita dal marito al culmine di una lite in un'abitazione di via delle Rose a Belsito, frazione di Mister Bianco. Fatali le gravi ferite alla testa e alla fronte causate dalle martellate inferte dal marito, un autista di 53 anni originario di Reggio Calabria. A lanciare l'allarme al 112 era stata una figlia, la stessa che adesso chiede giustizia e che il padre venga condannato. Sembra che il litigio sia degenerato per la volontà della donna di separarsi e stasera alle 19:30 la comunità di Belsito e dei paesi vicini si stringeranno attorno alla famiglia con una fiaccolata che partirà da Piazza Colbe e alla quale dovrebbero partecipare le figlie. Previsto un passaggio sotto l'abitazione della donna vittima di femminicidio. Presente il sindaco di Mister Bianco Corsaro che in segno di lutto aveva già annullato tutte le manifestazioni del 2 giugno. Trovato con il volto insanguinato, è morto al Policlinico di Palermo. Sarebbe stato aggredito da un altro paziente. I familiari hanno presentato denuncia, aperta intanto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale a carico di ignoti. Sentiamo Marco Gullà.
È giallo al Policlinico di Palermo per la morte di un anziano di 86 anni. A quanto emerso, il paziente era stato trovato dal personale dell'ospedale con il volto insanguinato. Il sospetto è che possa essere stato colpito da un altro paziente ricoverato nello stesso reparto, quello di medicina e chirurgia d'urgenza. In seguito al decesso, i familiari della vittima hanno presentato una denuncia ai carabinieri e la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale a carico di ignoti. Secondo una prima ricostruzione, pare che tra i due uomini ricoverati a Palermo per ragioni ancora tutte da chiarire sarebbe nata una discussione che poi sarebbe degenerata. L'uomo sarebbe stato colpito al viso con un bicchiere, riportando così lesioni gravi. È stato soccorso subito dal personale medico, ma le sue condizioni sono peggiorate nelle ore successive all'episodio e dopo 48 ore è andato in arresto cardiaco ed è deceduto. I carabinieri intervenuti sul posto hanno sequestrato le cartelle cliniche e in queste ore stanno ascoltando pazienti e operatori che erano presenti al momento dei fatti. Le indagini sono in corso, sarà necessario ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e capire se il colpo ricevuto dal paziente sia stato determinante per il decesso. Catania, un motociclista di 19 anni che era rimasto gravemente ferito 20 giorni fa in un incidente stradale nel quartiere San Cristoforo è morto nella notte all'ospedale Garibaldi Centro, dove era stato ricoverato. Sull'accaduto la procura etnea aveva aperto una inchiesta. E adesso alle fiamme divampate nella notte nel cantiere del nuovo centro commerciale di Fontanelle, frazione di Agrigento, a fuoco bancali e tavoloni in legno. Si fa strada l'ipotesi del gesto doloso. Davide Sardo. Un incendio quasi certamente doloso ha colpito nella notte il cantiere del nuovo centro commerciale di Fontanelle, popolosa frazione di Agrigento. Le fiamme sono divampate intorno alle 3 del mattino all'interno dell'area allestita dalla ditta incaricata dei lavori. A bruciare sono stati pedane e tavoli in legno, materiale depositato nel cantiere. Il rogo ha generato fiamme e fumo denso che hanno annerito alcune pareti della struttura. I danni però risultano al momento abbastanza contenuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme ed evitato che l'incendio si propagasse ulteriormente. Secondo una prima ricostruzione, uno o più ignoti avrebbero approfittato dell'oscurità e della strada deserta per introdursi nell'area. Poi avrebbero appiccato il fuoco e si sarebbero allontanati rapidamente. Non si esclude alcuna ipotesi, dal gesto vandalico compiuto per creare danni e paura fino a un'azione mirata che potrebbe rappresentare un possibile avvertimento. Provvidenziale l'intervento di un passante che ha notato il fumo e ha allertato subito il 112. Sul posto anche le forze dell'ordine. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili. Adesso torniamo a Catania, un palazzo in fiamme a San Cristoforo e la polizia salva 7 persone e alcuni animali domestici. Nel corso dell'intervento gli agenti sorprendono anche all'interno del palazzo uno spacciatore che aveva gettato la droga dalla finestra. Il servizio. 7 persone più alcuni animali domestici salvati dalle fiamme ed uno spacciatore arrestato. Un intervento nell'intervento è stato portato a termine dalla polizia di Catania in un palazzo di 3 piani in via della Concordia, nel rione di San Cristoforo. Le fiamme, probabilmente partite da un motorino che si trovava al piano terra, si sono subito propagate ai piani superiori dell'edificio. Provvidenziali le urla di un bambino che da balcone si agitava per chiedere aiuto. La scena e il fumo nero ha richiamato l'attenzione dei poliziotti che, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, nonostante l'aria irrespirabile, sono riusciti a salvare 4 famiglie, compresi 2 anziani, bambini piccoli ed una donna disabile. Nel corso dell'intervento gli agenti hanno salvato anche 2 cagnolini, visibilmente spaventati. Le fiamme sono state poi domate da 2 squadre dei vigili del fuoco. Da segnalare, durante le delicate operazioni di salvataggio, l'arresto di un pusher di 29 anni che aveva cercato di liberarsi della droga gettandola dalla finestra. Iniziativa non certo fortunata, visto che un altro poliziotto si è precipitato a recuperare la busta al cui interno c'erano quasi 100 grammi di marijuana. In casa del giovane i poliziotti hanno trovato altri 50 grammi di droga, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Interrogatori fiume davanti al GIP di Caltanissetta per i vertici di impianti SRR e altri responsabili coinvolti nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia sul presunto traffico illecito di rifiuti nella discarica Timpazzo di Gela. Tutti respingono le accuse. Gerry Italia.
Quasi 9 ore di interrogatori per i principali indagati nell'inchiesta che scuote la gestione dei rifiuti nel territorio gelese. Davanti al GIP di Caltanissetta Graziella Luparello sono comparsi l'amministratore unico di impianti SRR Giovanna Picone e i tecnici Giuseppe Bellavia e Salvatore Parlatore, destinatari della richiesta di misure cautelari avanzate dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. Assistiti dai loro legali, gli indagati hanno respinto ogni contestazione. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero presunti smaltimenti irregolari e un'ipotesi di traffico illecito di rifiuti legata alla gestione della discarica di Timpazzo. Secondo la difesa, però, le attività monitorate dagli investigatori non sarebbero state operazioni illegali, ma interventi autorizzati e conformi alle prescrizioni tecniche e ai controlli previsti dalla normativa. Stessa linea difensiva per gli altri due indagati, Salvatore Falduzza e Angelo Collodoro, che hanno negato qualsiasi irregolarità, depositando documentazione e atti ufficiali a sostegno delle proprie tesi. L'inchiesta nasce da una precedente attività investigativa coordinata dalla Procura di Gela e successivamente approfondita dalla DDA Nissena, che ipotizza danni ambientali e gestione non conforme dei rifiuti. E mentre si attende la decisione del GIP sulle misure richieste, cresce la tensione anche sul fronte politico e amministrativo. Il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, dopo le indiscrezioni sulla richiesta di sequestro della società e sulla possibile nomina di un commissario, ha chiesto la convocazione urgente dell'assemblea dei sindaci della SRR, una vicenda che riaccende il dibattito sulla governance della società e sulla gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio. A Catania la polizia stradale ha ritirato la patente a un autista di autobus per sorpassi pericolosi, invasione di corsia ed eccesso di velocità sulla strada tra Via Grande e Zafferana Etnea. Decisiva la segnalazione di un automobilista che ha filmato tutto con il telefonino. Agrigento, nuovi controlli alla Collina del Caos. Mariamico ribadisce che la causa principale è il dissesto idrogeologico e non l'erosione del mare. Nonostante i milioni spesi per le barriere frangiflutto, la collina continua a scaricare acqua e creta sulla spiaggia. Il servizio. Non si ferma l'emergenza alla Collina del Caos. Nonostante i milioni di euro spesi per le barriere frangiflutto, i cedimenti continuano a minacciare abitazioni e la strada statale 640 tra Agrigento e Porto Empedocle. L'associazione ambientalista Mariamico torna a lanciare l'allarme e sostiene che le opere realizzate in mare non siano sufficienti a fermare il fenomeno. Secondo il coordinatore Claudio Lombardo, la causa principale dei continui crolli non sarebbe infatti l'erosione marina, ma il dissesto idrogeologico dovuto alla mancata regimentazione delle acque a monte della collina. Una tesi che, secondo l'associazione, trova conferma nelle immagini più recenti. Nonostante la costruzione di diverse barriere frangiflutto per proteggere la base della falesia e allontanare il mare, i cedimenti continuano a verificarsi. Nel frattempo dalla collina continuano a scendere acqua e materiale argilloso che finiscono direttamente sulla spiaggia. Per Mariamico è quindi necessario intervenire sulle vere cause del dissesto, affrontando il problema alla radice e non soltanto lungo la costa. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, poi saremo in studio per raccontarvi la storia di una pitbull di 3 anni che è ritornata alla vita grazie a un intervento in 3D. A tra poco. Siamo tornati in studio, un esempio di come tecnologia, cura e amore possano cambiare il destino di un animale e offrirgli una nuova vita. È la storia di Kim, amputata a una zampa e che grazie a una protesi torna a camminare. Veronica Barbarino. Giù, brava! Andiamo, tienilo giù. Bravissima, ma sei troppo brava, vieni. Lei è Kim, un pitbull di 3 anni che oggi ritorna a correre grazie a una protesi realizzata con tecnologia 3D e materiali resistenti. 8 mesi fa era stata trovata abbandonata sul ciglio di una strada del Ragusano, ferita e con una zampa amputata. Ma grazie ai volontari del canile rifugio degli Iblei di Chiaramonte Gulfi, che l'hanno curata con amore e pazienza, e all'incontro con il tecnico ortopedico Pietro Di Falco, oggi Kim ha una nuova possibilità di vita. Abbiamo realizzato una protesi che sia strutturata per un pitbull, quindi per farlo saltare, per farla saltare, per farla correre, per farla giocare. A terra, brava, brava, corriamo e tienere a terra. No, a terra. Questa è la parte più difficile, darle uno schema della corsa senza farle alzare l'arto, perché ancora lei ha in memoria
il vecchio schema senza protesi, dove quando correva e sbatteva a terra il dolore aumentava. Una storia di rinascita resa possibile dal lavoro di squadra tra tecnici e volontari che ora fanno il tifo per lei. Kim infatti è in cerca di adozione, con la promessa che la sua protesi sarà seguita gratuitamente per tutta la vita. Uniformi storiche, cimeli e dimostrazioni operative per raccontare oltre 2 secoli di storia dell'Arma dei Carabinieri. Andiamo a Catania, al comando provinciale dei Carabinieri che ha aperto le porte ai cittadini. Vediamo come. Desiree Ferlito. Le uniformi che hanno attraversato la storia d'Italia, gli oggetti simbolo di un'istituzione che da oltre 200 anni accompagna la vita del paese e il racconto di uomini e donne al servizio della collettività. In occasione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania ha organizzato un'esposizione dell'Arma, aperta gratuitamente alla cittadinanza. La divisa è tutto, nel senso che è identità per l'Arma dei Carabinieri, ma è anche quello che ci consente di essere riconoscibili e soprattutto riconosciuti quando giriamo per le strade e quando forniamo la nostra assistenza o anche solo il nostro consiglio a chi ce lo richiede. Un percorso che consente di ripercorrere l'evoluzione dell'Arma attraverso diverse epoche storiche, dalle uniformi ottocentesche a quelle utilizzate nel secolo scorso, passando per documenti, accessori e reperti che testimoniano il legame tra l'Arma e la storia nazionale. L'Arma dei Carabinieri quest'anno compie 212 anni, la nostra fondazione del 1814, e quindi possiamo dire un po' che la storia dell'Arma va di pari passo con quella che è la storia d'Italia. Tra i momenti più coinvolgenti la dimostrazione di Dalira, il cane molecolare dei carabinieri addestrato alla ricerca delle persone scomparse. Attraverso una simulazione pratica il pubblico ha potuto osservare da vicino le straordinarie capacità olfattive dell'animale e il prezioso contributo delle unità cinofile nelle attività di ricerca e soccorso, finito con il ritrovamento della ragazza. E subito dopo il nostro telegiornale a Sicilia 24 Focus si parlerà di salute mentale e lavoro. Recentemente sono state approvate le norme sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica. Adelaide Barbagallo ne parlerà con il dottore Fiorentino Troiano, psichiatra e componente del gruppo salute mentale dell'assessorato regionale, con Gaetano Sgarlata, presidente regionale dell'associazione Si Può Fare per il lavoro di comunità, e con Anna Maria Catalano, madre di una persona con disabilità. L'appuntamento dopo il nostro telegiornale è alle 14.30 in streaming su siciliaweb.it. Potete anche inviare delle domande con messaggi di testo alla nostra linea WhatsApp 342 7455 005. Ci fermiamo ancora e poi ci occupiamo del Catania Calcio. E siamo al calcio con Pelligra che oggi incontrerà la stampa per fare il punto sulla situazione dopo l'eliminazione dai play-off, rompendo un silenzio che dura dalla gara contro l'Ascoli. Sentiamo. Sono i giorni della programmazione in casa Catania. La circostanza che il presidente Rosario Pelligra non abbia lasciato la città dopo l'eliminazione nei playoff promozione è il segnale evidente che la situazione richiedeva la sua presenza fisica e un approfondimento dettagliato di tutto ciò che non è andato la scorsa stagione e di come programmare la prossima. Una programmazione iniziata ancora prima della partita di ritorno contro l'Ascoli, se è vero che il direttore sportivo in pectore Fortunato Varrà era già al Massimino e lì ha incontrato lo stesso presidente Pelligra. Nel pomeriggio l'incontro convocato dal patron del Catania con i giornalisti servirà a fare il bilancio e il punto da cui ripartire, rompendo un lungo silenzio che la società si è imposta dopo l'eliminazione con l'Ascoli. Le voci che hanno interessato il Catania sono arrivate da fuori città, come per esempio quelle relative al nuovo allenatore che potrebbe essere Raffaele Biancolino, l'ex attaccante che in panchina ha portato l'Avellino alla promozione in Serie B. Quello di Biancolino è un nome caldo, ma non il solo. Sul tavolo c'è anche Di Giorgio, forte del rapporto consolidato al Potenza proprio col nuovo direttore sportivo. E poi c'è il capitolo giocatori, chi resta, chi andrà via, ma questo dipenderà dalla nuova guida tecnica e dal tipo di gioco che si vorrà impostare. Quel che è certo è la necessità, più che la volontà, di dover allestire subito una rosa competitiva per migliorare quel secondo posto, perché, lo hanno fatto capire chiaramente i tifosi, la Serie C è una categoria che sta stretta e tanto ai rossazzurri.
Ed è tutto, il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento alle 19, vi lascio adesso con il nostro Focus condotto da Adelaide Barbagallo. Buon pomeriggio a tutti voi. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.